Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di presentazione della nuova soluzione, la nuova piattaforma abilitante MyPay 4 promossa dalla Regione Veneto. Benvenuti a tutti, è un piacere ritrovarvi. Sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa strategia ICT e agenda digitale. L'incontro di oggi, come dicevo poc'anzi, è finalizzato a presentare questa nuova piattaforma abilitante, o meglio, l'evoluzione di quella che già conoscete, che è già in uso oltre in 460 comuni del Veneto. E come sapete, da diversi anni l'amministrazione regionale del Veneto, assieme al proprio territorio, sta investendo per realizzare queste piattaforme abilitanti che hanno il vantaggio, da una parte, di disaccoppiare la complessità dei sistemi informativi degli enti locali verso ovviamente le piattaforme nazionali. Un altro vantaggio importante è ovviamente aiutare le amministrazioni nel facilitare questa integrazione con i pagamenti, con l'app IO, con Speed o quant'altro. E un terzo vantaggio che spesso ci dimentichiamo, che per noi rappresenta un passaggio fondamentale, è quello di definire standard procedurali, standard organizzativi, standard di processo, che diventano per noi poi elemento fondamentale per facilitare dinamiche di interoperabilità, ma soprattutto per facilitare lo sviluppo di servizi ai cittadini sempre più omogenei, di qualità, su tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio regionale. E ovviamente ho detto nazionale anche perché poi questa soluzione l'abbiamo data in riuso ad altre pubbliche amministrazioni, ad altre regioni che la stanno adottando con un grande successo. MyPay per noi è una di queste piattaforme veramente un fiore all'occhiello. Siamo il terzo soggetto pagatore in Italia attraverso i pagamenti digitali, attraverso la nostra piattaforma, dopo ACI, dopo l'Agenzia delle Entrate, e questo ci rende molto orgoglioso. È per questo che continuiamo anche ad investire e a supportare in questa dinamica di diffusione. Oggi è l'inizio di un ciclo di incontri che abbiamo organizzato con il territorio e con le imprese dell'ICT, che sono un pezzo fondamentale di questa nostra comunità di innovazione per la trasformazione digitale degli enti locali. Ne faremo altri le settimane prossime, proprio perché sappiamo che il cambiamento che ci attende è un cambiamento importante, rilevante, è un cambiamento sia di interfaccia per l'utente, sia soprattutto di back office per gli operatori. Quindi vi auguro veramente una buona giornata. Lascio la parola all'autoressa Maria Stella Bolgan, che vi spiegherà in primo intervento quali sono gli elementi di novità di MyPay 4. A te Maristella. Grazie Luca. Condivido lo schermo. Ok, chiedo conferma che si veda. È tutto ok? Ok. Allora, come diceva il dottor De Pietro, oggi appunto presentiamo la nuova versione di MyPay. Questa, innanzitutto vediamo alcune indicazioni pratiche. Registreremo il webinar e quindi registreremo l'audio, il video e registreremo anche le domande che possono essere poste in chat. Renderemo poi disponibile il materiale dell'evento, quindi la presentazione, queste slide che state vedendo e anche il filmato. Risponderemo a tutte le domande e le risposte saranno pubblicate online. Renderemo disponibili anche i manuali utente, manuali operatore. Convocheremo, come aveva già anticipato il dottor Pietro, convocheremo altri incontri e riceverete analogo invito. Insomma, faremo approfondimenti tecnici, magari con un incontro dedicato alle aziende ICT e approfondimenti funzionali, quindi faremo vedere le differenze tra il vecchio e il nuovo. Il nuovo MyPay è stato già illustrato, insomma l'interfaccia del nuovo MyPay è già stata anticipata agli operatori degli enti che hanno avuto modo l'anno scorso di partecipare a quel corso online, agli incontri negli Innovation Lab. Insomma è stato appunto sviluppato un corso apposito su MyPay, su MyPivot, e le schermate
visualizzate in questo corso erano quelle del nuovo prodotto. Per chi appunto invece non ha avuto modo di partecipare a quel corso, metteremo a disposizione questi incontri in cui insomma faremo vedere come funziona. Tutta la documentazione, quindi relativa a questo incontro e ai prossimi, sarà pubblicata online sul sito della MyExtranet. Vediamo quindi quali sono le novità del nuovo prodotto. Il nuovo MyPay, magari ne avete anche già sentito parlare, ormai nella nostra terminologia lo chiamiamo MyPay 4, insomma, però insomma è sempre MyPay, le funzionalità sono le stesse e ne sono aggiunte di nuove. Perché nasce per la necessità di adeguamento normativo a regole tecniche di Agid e di PagoPA. Abbiamo ad esempio le regole sull'accessibilità, oppure le specifiche tecniche sul nodo dei pagamenti, in particolare insomma quelle che introducono il nuovo pagamento multibeneficiario con modello 3. Altri aspetti normativi sono la necessità di implementare uno scambio di informazioni sicuro, quindi l'adozione definitiva del protocollo TLS 1.2, che è un protocollo adottato dalla Regione Veneto su tutti i propri prodotti, e quindi con questo protocollo tutti i software per accedere ai servizi devono essere recenti e aggiornati. Poi altre novità riguardano aspetti tecnici. Abbiamo una nuova architettura generale di MyPay e di MyPivot per far fronte ad esigenze tecniche e funzionali. Il prodotto è nato diversi anni fa, nel frattempo sapete che nel campo della tecnologia l'evoluzione è molto veloce, quindi questa nuova architettura è un'architettura che ci consentirà di adeguarci ai tempi e consentirà anche una maggiore scalabilità. Cosa vuol dire? Che il software diventa più performante, in grado di adattarsi a carichi crescenti e a periodi di carichi variabili. Ad esempio ci sono dei mesi in cui ho più transazioni e dei mesi più tranquilli, il software è in grado di adattarsi automaticamente. Poi saranno sostituite le porte di dominio nell'interazione con PagoPA. Questo è un aspetto insomma, che riguarda esclusivamente l'interazione tra l'intermediario tecnologico Regione del Veneto e il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA. Tuttavia questa sostituzione, insomma, e eliminazione del passaggio attraverso le porte di dominio porta anche il vantaggio di non avere più un collo di bottiglia legato al fatto che tutto debba passare per le porte di dominio. Senza le porte di dominio avremo un'interazione delle chiamate dirette tra MyPay e il nodo dei pagamenti PagoPA. Un altro aspetto tecnico che non è, cioè, non è in sé una novità, però ci tengo a farlo presente, è che l'interoperabilità rimane inalterata. Cosa vuol dire? Che tutte le integrazioni sviluppate con tutti i software di terze parti rimangono inalterate e non è necessario nessun adeguamento se non quello necessario per gli aspetti normativi, quindi lo scambio sicuro di informazioni o le nuove regole tecniche PagoPA. Quindi quello che funziona con l'attuale MyPay funziona anche col nuovo MyPay. Invitiamo tuttavia le varie software house, i vari fornitori CT a
a utilizzare l'ambiente di collaudo per testare, insomma, perché come loro ben sanno, quando entra in campo la tecnologia, una cautela e un test in più è sempre meglio di uno in meno. Un'altra novità riguarda, questo interessa soprattutto gli operatori, e riguarda il miglioramento dell'esperienza utente. Abbiamo reso la navigazione più semplice, abbiamo sviluppato il prodotto seguendo un percorso che ha alla fine coinvolto anche degli operatori e dei cittadini nel fare dei test di usabilità. Cosa vuol dire? Abbiamo fatto delle sessioni facendo utilizzare il prodotto a degli operatori, abbiamo chiesto insomma cosa ne pensassero di un modo di funzionare rispetto ad un altro, e abbiamo accolto i loro suggerimenti. Altri aspetti funzionali riguardano nuove funzionalità che prima non c'erano. Vediamo nel dettaglio alcune di queste nuove funzionalità. Abbiamo integrato l'accesso tramite carta d'identità elettronica. In realtà era già possibile accedere tramite carta d'identità elettronica anche con l'attuale versione di MyPay, tuttavia abbiamo gestito la possibilità di utilizzare l'indirizzo mail, perché la carta d'identità elettronica non memorizza l'indirizzo mail, mentre MyPay ha bisogno dell'indirizzo mail. Quindi adesso con questa nuova versione di MyPay, la prima volta che un utente entra con carta d'identità elettronica dovrà fornire l'indirizzo mail, perché poi tramite quell'indirizzo l'utente riceverà la ricevuta telematica del pagamento. Poi abbiamo introdotto il codice fiscale anonimo per i pagamenti su avviso, quindi anche gli utenti privi di codice fiscale, come ad esempio gli stranieri, potranno ricevere un avviso di pagamento e potranno pagarlo. E l'operatore, insomma, e l'ente potrà emettere avvisi di pagamento per utenti privi di codice fiscale. Quindi. Abbiamo introdotto la gestione del codice fiscale omocodico, scusate, per i dovuti spontanei standard. Il codice fiscale omocodico è un codice fiscale di persone che magari si ritrovano ad avere stesso nome e cognome, stessa data di nascita e stessa città di nascita. Quindi in questi rari casi come funziona? Viene rilasciato un codice fiscale con alcuni caratteri che vanno a sostituire altri, quindi a volte se questa cosa non viene gestita, i controlli automatici dei software rilevano un errore, mentre in realtà quello è un codice fiscale effettivo e quindi deve essere comunque accettato dal software. Quindi noi per i dovuti spontanei standard abbiamo gestito questa situazione. Nel caso in cui poi di dovuti spontanei non standard, può essere comunque fatta richiesta di modificare lo schema del dovuto in modo di accettare l'omocodia anche per quel tipo di dovuto. Poi abbiamo introdotto la possibilità di inserimento facoltativo delle mail del debitore da back office. Cosa vuol dire? Siccome MyPay permette di andare a generare puntualmente un avviso di pagamento, cioè l'operatore di back office, l'operatore dell'ente può entrare in MyPay, inserire i dati di un pagamento, quindi nome e cognome del debitore, altri dati relativi al pagamento,
e l'importo e così via. Se prima era obbligatorio inserire la mail del debitore, adesso diventa facoltativo e quindi può comunque poi l'operatore stampare l'avviso e anche ed eventualmente consegnarlo a mano senza dover inserire per forza un indirizzo mail di una persona che magari può anche non averlo. Abbiamo migliorato la gestione delle ricevute telematiche, nel senso di gestire eventuali problematiche tecniche, perché a volte succedeva che per motivi tecnici la ricevuta telematica non pervenisse su MyPay da PagoPA, e dopo un certo numero di tentativi il nodo di PagoPA non la mandava più ed era necessario richiederla via mail a PagoPA. Adesso con questa gestione è MyPay direttamente che in caso appunto di problemi tecnici, finché non ha la ricevuta telematica, continua a chiederla insomma al nodo, sia che sia una ricevuta telematica positiva, quindi pagamento con successo, sia che sia una posizione ricevuta telematica negativa e quindi pagamento avvenuto senza, cioè mancato pagamento senza successo. Poi abbiamo introdotto maggiore flessibilità sull'associazione dei capitoli ai dovuti spontanei. Adesso sarà possibile per un dovuto spontaneo associare un capitolo diverso a seconda delle voci di un menu a tendina. Ad esempio, se ho un dovuto spontaneo affitto sale e poi ho la sala giunta, la sala riunioni, la sala della scuola elementare, posso scegliere di inserire queste diverse sale nel menu a tendina e poi a seconda della sala scelta dal cittadino che paga, il pagamento andrà a finire sul capitolo opportuno. Poi abbiamo infine anche potenziato le funzionalità per l'operatore di back office. Cosa vuol dire? Che un operatore opportunamente formato avrà un profilo di utilizzo con delle funzionalità ulteriori rispetto all'operatore standard. Potrà ad esempio abilitare o disabilitare i dovuti, renderli spontanei o non spontanei, potrà associare operatori dell'ente ai dovuti o disassociarli, che ad esempio se un operatore dell'ente si sposta da un ufficio all'altro, ma magari va dall'ufficio anagrafe all'ufficio scuola, quindi non dovrà più gestire i pagamenti di carte d'identità, ma dovrà magari gestire i pagamenti di trasporto scolastico, e quindi sarà direttamente l'operatore back office dell'ente che potrà fare questa operazione senza necessariamente chiedere un intervento tramite call center. Come organizziamo il passaggio alla nuova versione di MyPay? La necessità principale che abbiamo tenuto ferma è quella di minimizzare le interruzioni di servizio e minimizzare i disagi per i cittadini e per gli enti. Quindi abbiamo programmato 3 fasi, diciamo, per il passaggio dal vecchio al nuovo, più una che è prevista per settembre, che è quella relativa allo scambio sicuro di informazioni col protocollo TLS 1.2. Vediamo le fasi principali. Il passaggio dal vecchio MyPay, e per MyPay intendo sempre anche MyPivot, non rinnoviamo solo MyPay ma anche MyPivot, quindi il passaggio dal vecchio al nuovo avverrà in un weekend. Siccome l'interazione di servizio è di diverse ore, partiamo sabato 25 giugno alle ore 14 e riattiviamo il servizio lunedì 27 giugno alle ore 9.
Durante questa fase cambiamo l'applicativo, quindi per quanto riguarda gli operatori e i cittadini, ci sarà la nuova interfaccia utente. Questa è la fase più importante, insomma. Il passaggio successivo è quello della eliminazione delle porte di dominio, attualmente prevista venerdì 1° luglio. Basterà insomma un'oretta, lo faremo in una pausa pranzo perché è l'orario in cui c'è un utilizzo più basso. Infine la fase del passaggio al nuovo modello 3 la faremo sempre in un weekend da sabato 16 luglio a lunedì 18 luglio ore 8. Il nuovo modello 3 per chi insomma non fosse molto pratico dell'argomento, sarebbe il nuovo modello multibeneficiario. Cosa vuol dire? Le specifiche tecniche attuative di PagoPA chiedono che sia possibile gestire questo nuovo modello di pagamento in cui la somma totale del debito viene ripartita tra più enti creditori. Il primo esempio in cui verrà applicato sarà quello del pagamento del tributo Tari-Tefa. Cosa vuol dire? Che l'ente emetterà un unico avviso di pagamento per il pagamento complessivo e poi in automatico i sistemi saranno in grado di smistare l'incasso al comune per la parte della Tari e alla provincia per la parte della Tefa. Questo quindi richiede un adeguamento del software, nuove primitive che saranno messe a disposizione, un nuovo tipo di dialogo tra l'intermediario tecnologico e il nodo PagoPA e tutto questo adeguamento software sarà realizzato appunto nella terza fase a luglio. L'ultima fase infine è quella di adeguamento al protocollo TLS 1.2, la facciamo a settembre perché questa è una fase che ha impatto sui software gestionali integrati e quindi abbiamo voluto dare il tempo alle software house di adeguarsi e di fare tutti i test necessari. Ok, quindi questo sarà insomma il flusso della transizione dal vecchio al nuovo. Questa è la pianificazione attuale. E qualora questa pianificazione dovesse subire delle variazioni, seguirà una nuova comunicazione. Quindi adesso prima di vedere, insomma, per vedere alcune differenze tra la versione attuale e quella nuova, passerò la parola al collega Simone Vicari. Vi volevo accennare al fatto e poi magari ve lo dirà anche lui, che appunto potreste trovare in alcuni i discorsi, in alcuni documenti, riferimento a MyPay 4, perché il progetto insomma è stato chiamato MyPay 4. Si tratta sempre di MyPay, quindi quando vedete MyPay 4 si tratta della nuova versione di MyPay. Ok, io interrompo la condivisione e lascio la parola al collega Simone Vicari. Sì, grazie Maristella. Riprendo le slide. Allora,
E siamo arrivati alla descrizione delle differenze tra la versione attuale del sistema MyPay e la nuova versione che spesso ci sentirete chiamare MyPay 4 e che troverete i riferimenti in giro, insomma. E questo è il nome di un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi, ed è un progetto che come ha descritto molto bene Maristella, ha diversi impatti, cercando di restare interoperabile. Vediamo quali sono alcune delle differenze. Altre differenze le analizzeremo in seguito con degli incontri di maggior dettaglio. Allora, la prima parte, diciamo, fondamentale soprattutto per l'operatore, è che cambieremo la modalità con cui si accede alla parte di MyPay come operatore. Quindi separeremo il portale dei pagamenti per il cittadino, dove all'accesso su quel portale accederà il cittadino e vedrà le sue posizioni debitorie, o potrà fare pagamenti, utilizzare il carrello, da il portale dell'operatore. Quindi il MyPay per il portale dei pagamenti avrà lo stesso indirizzo che avrà attualmente dopo la fase di rilascio, mentre per l'operatore avremo un nuovo indirizzo che vi forniremo ovviamente a tempo debito. Cosa ci dobbiamo aspettare? Proviamo a fare, diciamo, una carrellata passando prima dalla parte del portale dei pagamenti per il cittadino, poi ci sposteremo sul MyPay portale dell'operatore, e infine faremo un giro anche sulla parte di MyPivot e vediamo come cambia. Anche in questo caso avremo MyPivot e MyPivot 4. Diciamo che il cambiamento che facciamo sulla parte di MyPay, per chi già sta utilizzando i nostri sistemi, l'accesso alla parte di MyPivot ha già un link differente e avrà un ulteriore link per la parte del portale dell'operatore per MyPay. Partiamo da quella che è la bacheca dei pagamenti. Allora, nella parte iniziale del sistema attuale, insomma, abbiamo quell'interfaccia che verrà trasformata in questa nuova finestra. Come vedete, abbiamo diversi punti di attenzione su cui basarsi. Allora, la prima differenza che vi ho già detto e che sottolineo è che l'accesso in questo caso sarà per l'utente, che dovrà guardare la sua posizione, le sue posizioni debitorie, oppure pagare un carrello, oppure pagare una serie di avvisi. Quello che troviamo sull'home page è un'informazione di benvenuto in cui dà le informazioni su come si può agire, quindi lavorare sia come utente autenticato che come utente non autenticato. Quello che può fare l'utente non autenticato è il pagamento di un avviso, e quindi ricercare un pagamento e procedere con il suo pagamento, oppure procedere su altre tipologie di pagamento e quindi ricercare l'ente e il tipo di pagamento da effettuare. Le informazioni sull'home page, sulla bacheca dei pagamenti, sono divise, come vedete, in card, e sono anche riportate sulla parte in alto. Quindi abbiamo la possibilità di arrivare sull'avviso di pagamento sia cliccando direttamente da questo menu orizzontale che scegliendolo dalle card. Proviamo a vedere adesso il dettaglio degli avvisi di pagamento, come erano in precedenza e come sono adesso. Prima
avevo la possibilità di ricercare un avviso di pagamento, avevo questo tipo di schermata, di visualizzazione in cui mi chiedeva di inserire alcune informazioni. Adesso è stata trasformata in questa. Le informazioni, come vedete, sono simili e si può procedere alla ricerca dell'avviso di pagamento. Quello che volevo mettere in evidenza è che in questo caso abbiamo una breadcrumbs, diciamo, che ci permette di capire in che posizione siamo rispetto alla bacheca. In questo caso vediamo che è anche sottolineata la parte degli avvisi di pagamento e per renderci meglio conto di dove siamo atterrati. Per quanto riguarda le informazioni, si compileranno i campi e si procederà al pagamento. Qui sono riportate anche delle informazioni aggiuntive su come procedere. Vediamo ora invece come cambia la parte di altre tipologie di pagamento. Prima cercavamo qui, selezionavamo sul sistema attuale, selezioniamo l'ente e vediamo l'elenco delle voci che mette a disposizione. Nella nuova versione, come utente non autenticato, l'abbiamo rivista in questo modo. Abbiamo l'ente su cui andare a prendere le informazioni. Una volta selezionato l'ente possiamo scegliere la tipologia di pagamento e procedere con il pagamento. Avremo una maschera in cui inserire i dati. In questo caso si tratta del cosiddetto pagamento spontaneo, in cui è l'utente che definisce le varie informazioni su indicazione dell'amministrazione, procede al pagamento come prima, poi potrà stamparsi l'avviso oppure pagare direttamente online. Facciamo un piccolo passaggio sull'accesso. L'accesso viene gestito dal sistema di autenticazione di Gateway MyID, che permette di accedere scegliendo una modalità. La differenza tra la parte cittadino e la parte operatore starà nel fatto che nella parte dell'operatore, l'operatore potrà entrare con il sistema federato di Regione del Veneto MyID, oppure potrà anche entrare con SPID, con CIE, oppure con la CIE 2.0 o con la Carta Nazionale dei Servizi. Per la parte cittadino invece non verrà presentata la card relativa all'accesso con il sistema MyID, perché ovviamente il sistema MyID è soltanto per gli operatori del nostro sistema, quindi per chi utilizza il sistema come operatore. E questa è la differenza sui due accessi. Vediamo adesso cosa succede dopo aver effettuato l'accesso al back office. Allora, in precedenza, e anzi nel sistema attuale, insomma nell'attuale MyPay che abbiamo in produzione, abbiamo che nel momento in cui accediamo al sistema, atterriamo su una pagina che ci mostra la nostra posizione debitoria, quindi non ci ha ancora riconosciuto come operatore. Per accedere come operatore, dopo essere atterrati su questa pagina, dobbiamo cliccare sul bottone di back office. Una volta cliccato sul bottone di back office ci porta in una pagina in cui dobbiamo selezionare il beneficiario e il ruolo. In questo caso avrò uno o più enti amministrati e sceglierò il mio ente amministrato. Questo doppio passaggio, avendo separati i due portali, quindi il portale diciamo, del cittadino dal portale dell'operatore, con la nuova versione che andremo a rilasciare, il cosiddetto MyPay 4, avremo una pagina per l'accesso,
in cui vengono fornite delle indicazioni, ma in particolare c'è questo bottone accedi, e ci farà atterrare all'interno del sistema di MyPay 4 operatore. Quello che vediamo è una nuova visualizzazione delle varie funzionalità che sono presenti. In questo caso vi faccio vedere che abbiamo appunto le card. Dopo le approfondiremo meglio. Sulla parte di MyPivot ho fatto qualche dettaglio in più. Ad esempio, in questo caso, se cliccassi sulla gestione dei dovuti, vediamo come era prima sulla versione del MyPay, quella che abbiamo attualmente in produzione, e com'è dopo. Allora, per la gestione dei dovuti, prima avevamo le sezioni, le card, le avevamo qui sopra. Il fatto che fosse in grigio ci diceva che avevamo selezionato quella funzionalità. Qua ci ricorda che abbiamo ruolo operatore e qua ci dice che siamo sulla gestione dovuti e ci presenta una maschera di ricerca. Come è stata trasformata questa funzionalità? Allora, come vedete è simile. Allora, quello che vediamo prima di tutto è che qui abbiamo il nostro ente che abbiamo selezionato. Qui abbiamo, come vi dicevo, la breadcrumbs, in cui abbiamo l'home page e abbiamo la gestione dovuti, per cui si tiene traccia della posizione in cui siamo e possiamo tornare sull'home page cliccando sulla breadcrumbs. Qui abbiamo l'informazione sulla gestione dei dovuti, abbiamo la possibilità di un help qui che si dà delle informazioni, e poi è stata ripensata e rivista anche tutta la sezione della ricerca. Sembra simile, ma in realtà sotto ci sono logiche abbastanza diverse, tipo la gestione del calendario fatta in un altro modo, e la possibilità di ricercare per vari campi. In questo momento io non andrò ad approfondire questa maschera, ma lo faremo in un passaggio successivo. Passiamo adesso alla parte relativa a MyPivot. Allora, anche in questo caso, quella che prima era la maschera del sistema MyPivot per il login viene trasformata in questa sezione. Abbiamo la sezione benvenuto e la parte di accesso. Come vedete, questa cambia solo l'aspetto. In questo caso, come nel precedente, vedete che sono graficamente simili, perché in un primo momento avremo questi link, come vi dicevo, ma a tendere il sistema MyPay e il sistema MyPivot operatore verrà ospitato all'interno di MyIntranet. MyIntranet, per chi già utilizza, per gli operatori insomma del sistema MyPortal, è un concetto noto. Diciamo che più o meno sui circa 700 enti che fanno parte di MyPay ce ne sono più di 150 che hanno già il sistema MyIntranet. E il sistema MyIntranet è una componente di MyPortal e permette insomma agli operatori di avere una scrivania da cui accedere a diversi applicativi. Per cui non in questa prima fase, ma attendere fra 1 o 2 mesi, e comunque faremo degli incontri in cui spiegheremo, avremo il passaggio del sistema e degli enti all'interno della MyIntranet. Una volta cliccato su accedi, la parte di MyPivot, allora in precedenza si finiva su questa maschera in cui avevamo già la maschera di ricerca su visualizzazione e riconciliazione.
dopo aver scelto lente ovviamente, e avevamo i bottoni qui, che sono, anche questi possiamo immaginarli come una specie di card, che ci permettevano di spostarci sulle varie funzionalità. Come cambia adesso? Allora, anche in questo caso, se ho più di un ente devo selezionarlo, quindi seleziono l'ente e arrivo su quella che è la home. In questo caso abbiamo che le funzionalità sono splitate su card, e quindi avremo le card in cui potremmo scegliere una o più potremmo scegliere una funzionalità. Scusa Simone, scusa se ti fermo un attimo. C'è una collega di un ente che segnala che il tuo audio è poco chiaro, quindi io volevo un po' sentire gli altri utenti, insomma, se hanno lo stesso problema, perché io e gli altri colleghi qui tra gli organizzatori lo sentiamo bene, volevo capire. Ok. Per qualcuno a volte forse risulta un po' metallica. Magari Simone, se provi a, non so, avvicinarti maggiormente al microfono oppure a mettere le cuffie. Diciamo che la maggior parte dei colleghi dicono che si sente bene. Ok, provo magari anche a parlare più lentamente, non so se potrebbe aiutare. Non so se così mi sentite meglio. Forse leggermente meglio. Adesso provo. Sì, forse un po' più chiaro, c'è meno rimbombo così, forse va meglio così col microfono. Proviamo così. Grazie, scusa Simone. Ma... Ok, allora provo a riprendere. Sì, dicevo, sì, ero in questo, e dicevo che le informazioni sono adesso presenti su card. Vediamo un esempio, ad esempio cliccando su visualizza, e qua su visualizzazione cosa cambia? Allora, MyPivot attuale, quando clicco su visualizzazione mi si apre un menu a tendina che mi permette di scegliere una delle voci. Invece, utilizzando il nuovo sistema, il MyPivot 4, quando clicco su visualizza mi apre le informazioni ma su card, e quindi abbiamo le informazioni così, in cui c'è anche la possibilità di vedere una breve descrizione. Questo può essere utile all'inizio, insomma, poi immagino che chi utilizza MyPivot sappia già cosa ricercare, però può essere utile per chi lo usa all'inizio. Cosa succede? Proviamo a fare una piccola prova di ricerca e quindi vediamo come si trasforma. Allora, io qui ho fatto una visualizzazione e riconciliazione, ho provato a fare una ricerca. Questa è la schermata precedente, in cui ho le informazioni della ricevuta telematica, della rendicontazione pago PA e del giornale di cassa, ho la forma di ricerca con i campi che ho inserito e vediamo come si trasforma. Beh, la ricerca non è sugli stessi dati, però insomma poco ci cambia. Una volta che io faccio la ricerca, tutta la parte relativa al menu di ricerca si compatta e mi mostra soltanto alcuni campi, in particolare quelli che ho utilizzato per fare la ricerca. Quello che vedo poi sotto è un elenco in cui vengono riportati non tutti i dati come prima, ma soltanto una selezione.
questo anche per questioni di visualizzazione. Poi cliccando ad esempio sulla riga stessa mi apre un dettaglio in cui mi mostra tutti i campi, ma ho la possibilità proprio da azioni e cliccare su dettaglio per visualizzare il dettaglio, lo stesso che avevo qui con la lente. E cosa ottengo? Prima ottenevo una visualizzazione fatta in questo modo. Quella che ottengo adesso è una visualizzazione diciamo similare, in cui abbiamo tutte le informazioni, qui abbiamo tutto il passaggio su cui siamo andati, in questo caso è cliccabile, ho la possibilità di tornare indietro e questa segnalazione è diventato un bottone su cui posso andare a gestire le informazioni. Ok. Ok, qui adesso io non ho preparato molte altre immagini per mostrarvi il cambiamento. Qui con questa freccetta poi posso riaprire il mio parametro di ricerca e modificare la ricerca. L'export prima era qua, adesso è stato spostato in questa visualizzazione. La visualizzazione che avevo su questa ricerca era molto lunga, perché qui me li mostrava. Ciascuna di questa riga corrisponde a uno di questi blocchi, per cui qui ho a colpo d'occhio una visualizzazione molto di sintesi. Qui per trovare la stessa informazione dovevo scorrere la pagina. Quello che si è cercato di fare è di migliorare quella che è la fruizione delle informazioni, per cui qui ho la possibilità di vedere subito tutte le informazioni in un quadro di sintesi. E poi ovviamente se ho bisogno del dettaglio, cliccando il dettaglio, come nel caso precedente, arrivo a vedere anche tutti i campi, mentre qui ne abbiamo solo alcuni di sintesi, tra cui insomma il tipo dovuto, lo UV, lo UD, l'importo, la data, eccetera. Questa è un'informazione che volevo passarvi. Qui vi dico la possibilità di tornare indietro sui passaggi fatti delle card e avere le informazioni precedenti. Ok, allora io avrei finito con la presentazione e adesso potrei passare la parola a Antonino Maristella, insomma, anch'io starò qui a disposizione per andare a rispondere alle domande. Sì. Eccoci, allora una breve, insomma, due parole visto che ci sono diverse domande che chiedono se è possibile avere la registrazione. Allora ripeto l'indicazione che abbiamo dato all'inizio, magari qualcuno poi è arrivato con qualche minuto di ritardo. Il webinar in questo momento è in registrazione e viene registrato l'audio e il video. Vengono salvate le domande che vengono poste nella chat, renderemo disponibile il materiale, quindi sia la presentazione, le slide che vi sono state mostrate, sia il filmato, li metteremo online, e metteremo online anche le domande e le risposte, renderemo disponibili i manuali del nuovo prodotto, convocheremo altri incontri e quindi se in questa giornata, insomma, nelle slide che vi ha mostrato il collega Simone Vicari, alcuni
caratteri potevano magari risultare troppo piccoli, avrete modo di vedere in dettaglio delle schermate in altri incontri. Questa voleva essere solo innanzitutto una panoramica iniziale, quindi un confronto tra il vecchio e il nuovo. Quindi faremo altri incontri sia tecnici che funzionali, e tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito MyExtranet, quindi myextranet.regione.veneto.it. Per quanto riguarda il webinar, magari intanto i link della documentazione la mettiamo in home page, tutti gli altri materiali poi li pubblicheremo nella sezione relativa ai pagamenti. Ecco, solo questo, insomma, che sono indicazioni, insomma, che possono essere utili per tutti. Poi non so come ci organizziamo, vuole un po' scorrere le domande. Veniamo insomma un po' in ordine di presentazione della domanda. Monica Saugo del Comune di Vicenza chiedeva se questa la nuova versione di MyPivot risolverà anche i problemi di prestazione che con il tempo sono degradate. La risposta è ovviamente sì. Abbiamo rinnovato tutta l'architettura in modo, come dicevo all'inizio, da risultare più performante e scalabile. Cambia anche la versione del database, quindi una versione aggiornata. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per ottimizzare le query sul database con opportuni indici, quindi sicuramente le prestazioni miglioreranno. Ovvio che non possiamo pretendere di avere un prodotto perfetto, perché come tutti i nuovi nati magari avrà bisogno di qualche leggera sistemazione, e magari questo le sistemazioni da dare si capiscono anche con l'utilizzo, e se non partiamo non lo capiremo mai. Quindi insomma intanto partiamo con questo nuovo prodotto che sicuramente risolverà tanti piccoli problemi segnalati nel passato relativi a MyPay e MyPivot, che ripeto sono prodotti che ormai sono, diciamo, in termini informatici sono anziani, sono nati dal 2014 in poi, quindi per quanto riguarda gli aspetti tecnologici era giunto il momento di rinnovarli. Poi Monica Saugo chiede anche se l'operatore di MyPay potrà configurare da back office i valori per la busta bilancio. Confermo, questo però questa funzionalità sarà riservata a quell'operatore un po' più esperto, per il quale abbiamo creato un apposito profilo. Quindi non tutti gli operatori avranno questa possibilità, ma solo operatori opportunamente formati avranno la possibilità di modificare anche i valori, l'XML della busta bilancio, oltre a poter anche configurare, sì, attivare e disattivare i dovuti, inserire alcune informazioni relative all'ente, scegliere se l'avviso sarà stampato, sarà generato solo in italiano oppure in bilingue, quindi italiano, inglese, italiano, tedesco. Quindi ci saranno alcune operazioni che questo particolare operatore potrà fare per avere le modifiche subito, oppure in alternativa potrà chiedere che le configurazioni vengano fatte dai tecnici dell'assistenza, e quindi aprendo un ticket a call center. Poi, allora, la questione della CIE. Un utente chiede: avete abilitato la CIE 3.0? Perché su segnalazione del call center mi hanno detto che non funziona e di usare solo lo SPID.
Allora, il nuovo MyPay è integrato, come dicevo all'inizio, con la CIE e gestisce il fatto che la CIE non porta con sé il parametro relativo all'indirizzo mail. Cosa succede con l'attuale MyPay? Che se un utente prova a entrare con CIE, poi MyPay dà errore perché MyPay ha bisogno dell'indirizzo mail, perché è un parametro necessario per poter poi recapitare la ricevuta telematica. Adesso col nuovo MyPay l'utente che si autentica con CIE, se è la prima volta che entra, riceverà come prima cosa un messaggio in cui gli si chiede l'indirizzo mail, quindi lo potrà inserire, riceverà una mail con la quale dovrà confermare appunto l'esattezza di quello che ha inserito, e poi quell'indirizzo mail lo potrà, sarà quello associato a quell'utente. Avrà anche una sezione in cui potrà andare ad aggiornarlo quando vuole. Poi Silvia Targa chiede, non mi è chiaro il punto della mail facoltativa, ci si riferiva a quella inserita in fase di inserimento del dovuto dove viene recapitata la RT. Allora, la schermata è quella quando chi ha a disposizione un operatore dell'ente, quando entra nel back office e va a inserire un dovuto, una nuova posizione debitoria. Quindi seleziona il dovuto, inserisce nome e cognome del debitore, il codice fiscale del debitore, inserisce l'importo, altri dati eventuali relativi a quel dovuto e poi genera eventualmente l'avviso. Con l'attuale MyPay un parametro obbligatorio era l'indirizzo mail del debitore, col nuovo MyPay quello non sarà più un parametro obbligatorio. Quindi se per caso questa funzionalità viene utilizzata dall'operatore per generare al volo un avviso da consegnare allo sportello, non è più necessario chiedere la mail oppure inserire la propria, magari quando abbiamo davanti un anziano che ci sta, scusate, un anziano che non ha l'indirizzo mail, quindi questa è stata una modifica introdotta col nuovo MyPay. Poi Alessia Magrin del comune di Campo San Piero chiede se nelle date previste per gli interventi di aggiornamento i cittadini riescono comunque ad effettuare i pagamenti con PagoPA. La risposta è no. Nelle date in cui ci sarà l'interruzione di servizio, il servizio, cioè nelle date in cui faremo il passaggio, insomma, il servizio sarà sospeso. Metteremo una pagina di cortesia e non potranno essere effettuati i pagamenti. Questa è l'indicazione che abbiamo avuto anche da PagoPA, che è la strada, insomma, che ci hanno suggerito. Perché diciamo il flusso dei pagamenti è un flusso che segue un sistema complesso e non può essere gestito diversamente. PagoPA in queste date queste finestre di interruzione del servizio avrà preavvertito i PSP che sapranno che l'intermediario tecnologico Regione del Veneto ha il sistema in fase di manutenzione e che quindi non potranno utilizzare il sistema per consultare la presenza di posizioni debitorie. Poi c'è tutta una serie di messaggi relativi all'audio del collega. La maggior parte sentivano bene comunque.
sto scorrendo, scusate perché ce ne sono tanti. E poi Anna Orioli chiede: i dati presenti in riconciliazione possono essere esportati in Excel? In teoria sì, in linea di massima ci sono delle esportazioni. Lascio la parola a Simone, se magari riesce a interpretare meglio la domanda. In quel caso, che era quello che avevo fatto vedere, avevamo il prenota export che dà la possibilità di scaricare un formato CSV che poi può essere importato con l'Excel. È un formato tabellare che quindi è usabile, quindi direi di sì, la risposta è sì. Ok, poi Stefania Sartor chiede perché nella sintesi non si vede il nome di chi paga, quindi Simone, non so in quale sintesi, forse... Allora immagino parli del dettaglio, quando ho fatto vedere che si vede lo IUV, lo IUD, e lì è stata una scelta che abbiamo fatto. Il dettaglio del pagatore si vede, il pagatore si vede nel dettaglio, e sono presenti veramente tanti campi, spesso il campo del pagatore è molto lungo e insomma questo è attualmente, insomma. Ok, poi Serena Mometto chiede come possiamo inserire un nuovo operatore. Questa funzionalità è limitata all'assistenza tecnica e quindi è necessario aprire un ticket a call center chiedendo di inserire un nuovo operatore, fornendo i dati e anche magari i dovuti su cui deve essere abilitato. Corretto, Simone? Sì. Okay. La domanda successiva che è lunghissima. Allora la leggo. Buongiorno, avrei bisogno di porre una domanda tecnica sui flussi dati. Dal portale di MyPay avremmo la necessità di scaricare il flusso dati relativo alle posizioni debitorie caricate per poi caricarlo nel portale del nostro tesoriere al fine di permettere la riconciliazione bancaria dei pagamenti. Il file che viene generato è in formato CSV, tuttavia la richiesta del tesoriere per poter permettere una corretta importazione ed elaborazione del dato del loro portale chiede che il campo sia indicato in formato testo, mentre l'importo in formato centesimi, ad esempio 53,80 diventi 5380. Vorremmo capire se tali operazioni possono essere fatte direttamente da MyPay, magari utilizzando dei filtri o parametri di estrazione e ricerca, oppure se la modifica deve essere fatta da noi su ogni file dopo l'esportazione. Allora, intanto quello che c'è, al momento non c'è questa funzionalità, e quindi l'esportazione è quella che già conoscete, non è stata cambiata, conosciamo solo oggi questa necessità. Tanto direi di prenderne atto, Maristella, di segnarsi, insomma. Sì, diciamo che comunque una volta che uno ha il CSV con una semplice operazione, semplicissima operazione fornita anche, non so, prendolo con Excel, è possibile fare questa traduzione, quindi da importo col separatore dei decimali a importo senza separatore di decimali. Quindi se magari si fa aiutare da qualche tecnico, insomma, da qualcuno con un po' di conoscenza dei fogli di calcolo, insomma, è una operazione che si fa in pochi minuti. Poi avvisi pagabili anche per utenti stranieri. Questo non è una domanda. Probabilmente bisogna ripetere quello che abbiamo detto all'inizio.
Sì, è una delle nuove funzionalità. Gli avvisi saranno pagabili anche per utenti stranieri, perché non sarà più obbligatorio, per poter generare un avviso, non sarà più obbligatorio avere il codice fiscale del pagatore. Allora, poi, durante gli aggiornamenti previsti nelle date indicate, i sistemi MyPay e MyPivot saranno indisponibili? È necessario disabilitare l'integrazione di software terzi in tali date? Allora, confermo, come avevo anche risposto alla domanda precedente, che i sistemi saranno indisponibili. E se è necessario disabilitare l'integrazione di software terzi in tali date, qui dovreste sentire i vostri fornitori, perché provate a sentire loro se questo può causare qualche problema a quel software. In generale non dovrebbe causarlo, perché magari il software, se sta interrogando MyPay e non riceve nessuna risposta, riproverà a interrogarlo e non dovrebbe comunque avere nessuna conseguenza, se non il fatto che riprova finché non lo trova disponibile. Non so, chiedo anche a Simone se ha qualche altra indicazione in merito. Allora, è corretto quello che hai detto, e diciamo che le aziende in teoria le abbiamo già avvisate, per cui sanno che ci saranno delle indisponibilità, e immagino che durante la chiamata riceveranno l'errore. Adesso non so poi quale sia la modalità di gestione di quell'errore, se riprovare subito o dopo un certo periodo. Immagino che non andranno disabilitate, però insomma qui ogni software potrebbe avere interpretazioni diverse, per cui è il caso comunque che siano le aziende a dare indicazioni su questo. Insomma, noi abbiamo dato indicazioni alle aziende affinché insomma abbiano l'informazione che noi non saremo disponibili in quelle date. E poi la possibilità di gestione dei profili back office a chi viene data, ai referenti e responsabili di prodotto, sarà non necessariamente, insomma, saranno dei nominativi degli operatori di MyPay e MyPivot indicati dall'ente, sui quali daremo delle particolari abilitazioni. Sicuramente, siccome questo operatore avrà la possibilità di fare configurazioni particolari, per cui è necessario in certi casi avere una certa competenza, organizzeremo, insomma, nel momento in cui raccoglieremo una serie di richieste, ci arriva, insomma, non so, almeno una decina, diciamo, di richieste di abilitazione di questo profilo su alcuni operatori, organizzeremo un incontro e glielo spiegheremo, insomma, poi magari come al solito lo pubblicheremo il video, insomma, e sarà reso disponibile successivamente. Comunque faremo comunque un incontro in cui spiegheremo come funziona. Ecco. Ovvio che finché non abbiamo un certo numero di persone interessate, ha anche poco senso farlo. E comunque le funzionalità sono descritte, sono descritte nel manuale che sarà pubblicato a breve. Allora, Daniele Tinotti, quando e dove sarà disponibile la documentazione tecnica sui web service con la nuova opzione multibeneficiario, sia per la comunicazione dei dovuti che per la richiesta dei pagamenti? Sarà pubblicata su MyExtranet e provvederemo quindi anche a dare la maggiore diffusione possibile a tutte le software house, quindi a tutte le aziende ICT che hanno sviluppato prodotti che si sono qualificati e quindi integrati con MyPay, MyPivot, e insomma, appena la documentazione è in fase di chiusura, insomma, appena sarà perfezionata la trasmetteremo.
sì, è in fase di chiusura al momento, insomma, quindi non possiamo ancora consegnarla. Poi Nicola Battiston chiede, a livello implementativo il processo non subisce variazioni, endpoint e metodi della versione corrente rimangono operativi? Confermo che i web service chiamati rimangono tali e quali e tramite opportune configurazioni dirette vengono girati dal vecchio al nuovo. Come avevo accennato prima, dopo se vuole aggiungere qualcosa, anche Simone, insomma, consigliamo comunque alle software house di fare dei test in ambiente di collaudo. Simone, se vuoi dire qualcosa di più, tipo ad esempio come fare, su quale ente e così via. Allora, ho un'azienda che mi ha chiesto l'ente e glielo forniremo a breve, non so se è in ascolto, insomma. E poi le istruzioni, non abbiamo istruzioni nuove perché avendo mantenuto inalterata l'interoperabilità, non ci aspettiamo di dover dare informazioni di questo tipo, per cui insomma vi invitiamo a provare e eventuale a darci dei riscontri, insomma, tramite il consulente. Non avrei da aggiungere altro, insomma, perché cioè, non posso chiedere che vengano fatte tutte le chiamate e che mi passino gli esiti, perché magari alcuni web service non li utilizzano. Per cui, insomma, direi che le indicazioni sono: provate a fare quello che fate in ambiente di esercizio, in un ambiente di collaudo, e verificate che tutto stia funzionando correttamente. Se doveste rilevare qualche errore, segnalatecelo che lo verifichiamo. Sì, quindi aggiungo che per fare dei test in ambiente di collaudo è necessario farli con un ente specifico. Consiglio di utilizzare l'ente pilota con cui è stata fatto il processo di qualificazione, perché ricordo che per la qualificazione di un prodotto doveva essere individuato un ente pilota e poi doveva essere fatti i test con quell'ente, quindi consiglio di usare quello. Se non siete in grado di reperire le informazioni su quell'ente, è sufficiente insomma aprire un ticket a call center e chiedere quali sono i parametri e le password da utilizzare per un ente pilota per il vostro software. Insomma, sto parlando insomma alle aziende ICT. E poi il consiglio è quindi quello di usare l'applicativo nelle sue varie funzionalità, quindi da interfaccia di front office o back office e di fare delle prove con quello. Quindi se l'applicativo ha una funzione che chiama un particolare web service, io uso quella funzione, insomma, e faccio i test come se dovessi, come se fossi in esercizio. Gloria Zambon chiede se diventerà più veloce anche nella ricezione delle riconciliazioni. Qua immagino che stia parlando di MyPivot, è che MyPivot sappiamo che scarica periodicamente ogni notte i flussi di rendicontazione da MyPay, quindi cioè, i flussi di rendicontazione arrivano con un giorno di ritardo rispetto al pagamento, perché sono i PSP che li mandano un giorno dopo, quindi non è che questo intervallo lo possiamo in qualche modo restringere. Di sicuro il software diventerà più veloce e più intuitivo. Ecco. Vediamo quante, non so, se vedo 65 nuovi messaggi, non so Antonino, sono già le 11:15. Sì, io direi, Maristella, se sei d'accordo, proverei a chiudere qui l'incontro, anche perché appunto i messaggi sono tantissimi, vedo che anche la gente comincia ad abbandonare l'incontro, per cui
ci prendiamo in carico di rispondere a tutte le domande e pubblicarle in maniera tale che la gente possa, che i colleghi possano avere le risposte che cercano. Poi non è l'ultimo incontro che facciamo, come Maristella diceva bene, è nostro intento, almeno per le prossime settimane, organizzare un webinar per mettere nelle migliori condizioni possibili gli enti del nostro territorio ad assorbire la migrazione dalla nuova versione dalla vecchia versione alla nuova. Ecco, quindi non sarà certo oggi l'ultima volta che ci incontriamo. Naturalmente poi sono disponibili non solo gli incontri che stiamo organizzando, questi webinar, ma se fosse necessario siamo disponibili anche a fare dei veri e propri corsi di formazione, insomma nel modo e nella forma che poi riterremo tutti assieme più opportuna, anche capendo qual è l'impatto tra l'impatto della nuova versione sull'operatività dei nostri colleghi e comunque è sempre attivo il call center regionale. Fate naturalmente tutte le richieste di cui sentite l'esigenza, insomma, di risolvere eventuali problemi, chiarimenti o quant'altro, e saremo a vostra disposizione. E chiudendo un po' questo incontro, volevo solo darvi tre informazioni. La prima è che stiamo alla fine del percorso di migrazione dalla versione 3 alla versione 4. Attiveremo il percorso di migrazione dell'infrastruttura regionale a un cloud pubblico. Quindi questo ci darà la possibilità di essere maggiormente scalabili e resilienti, perché andremo su un'architettura, su un cloud pubblico che ci darà la possibilità di essere maggiormente reattivi all'esigenza di picchi o comunque di carichi prestazionali. Quindi questo tipo di operazione, che si concluderà ragionevolmente a fine anno, darà una maggiore risposta in termini anche prestazionali. Seconda informazione che volevamo darvi è che oggi in qualche modo vi metteremo nelle condizioni migliori per utilizzare nel modo più coerente possibile il nuovo MyPay 4 rispetto al MyPay 3. Nella migrazione dalla vecchia versione alla nuova, come diceva bene Maristella, abbiamo non solo fatto un lavoro di miglioramento architetturale, di revisione architetturale, ma anche del paradigma funzionale. E quindi abbiamo avvicinato l'esperienza d'uso dei pagamenti a quella che è l'esperienza d'uso che abbiamo proposto nella versione di MyPortal, per chi utilizzasse anche quel nostro sito, dove una delle innovazioni più importanti è l'introduzione del fascicolo del cittadino, quindi di un luogo dove il cittadino può ritrovare poi la storia di tutte le sue successive interazioni con la pubblica amministrazione, in questo caso dei pagamenti, ma non solo dei pagamenti a attendere. Quindi vi sarà una seconda fase, una volta che abbiamo assorbito questa prima, in cui inseriremo due nuovi paradigmi, quello che noi chiamiamo la MyPA, che è appunto il fascicolo del cittadino, e quella che noi chiamiamo la My Intranet, e quindi il sito dell'operatore. Per chi già conosce MyPortal magari ha maggiore familiarità con questi argomenti, con questi paradigmi. Per gli altri faremo un percorso che rispetta un po' anche
la possibilità di ciascuno dei nostri colleghi di apprendere questi paradigmi e magari di ribaltarli in termini di vantaggio ai cittadini, che poi sono il nostro obiettivo in termini di miglioramento del nostro rapporto di servizio. Infine, e veramente chiudo, volevo ricordarvi il PNRR. Dalle informazioni che ci arrivano dal Dipartimento, la misura meno gettonata da parte degli enti è proprio quella relativa a Pago PA. Ci risulta che ci siano poche domande rispetto anche al numero di domande invece che sono state presentate sulle altre misure. Io vi ricordo che Regione del Veneto, a tutti gli enti, in questo caso parliamo di comuni, ricordo che la Regione del Veneto mette a disposizione la possibilità di aumentare il numero di tipologie di pagamento attualmente pubblicate in maniera tale da utilizzare gli investimenti che mette a disposizione il PNRR. Vi ricordo che un comune sotto i 5.000 abitanti per ogni nuovo pagamento ha un finanziamento di 600 euro, tra i 5.000 e i 20.000 di 850 euro e poi sopra dai 20.000 ai 100.000 addirittura 1.800 euro, per arrivare poi a 2.700 euro, da 100.000 a 250.000, arrivando fino a 7.900 euro, oltre i 250.000. Quello che volevo dirvi è che senza dover rinunciare a quello che è stato l'investimento fatto o comunque insomma le risorse che vi verranno assegnate per quanto riguarda il fondo innovazione, senza rinunciare al fondo innovazione, Regione Veneto è in grado di mettervi a disposizione anche un numero ragionevolmente importante di nuovi dovuti per poter raggiungere il risultato dei nuovi finanziamenti dei bandi. Molti comuni fin qui hanno pubblicato mediamente 30-40 dovuti. La tassonomia è ricca fino a più di 110 dovuti, 113, qualcosa del genere. Naturalmente abbiamo un margine di lavoro dai 40 medi ai 110, mi rendo conto che non tutti i dovuti possono essere poi utilizzabili per non presenti come tipologia di pagamenti messi a disposizione dei cittadini, però ecco, io credo che si possa aumentare anche considerevolmente quel numero, avendo quindi un vantaggio economico a volte ecco, non indifferente, perché se, facendo un esempio, riuscissi ad aggiungere 20 o 30 dovuti in più, un ente che prende 600 euro a dovuto può arrivare a prendere 20.000 euro su attività che facciamo noi solo di configurazione. Voi ci dite quali di questi dovuti intendete pubblicare in aggiunta a quelli che avete già pubblicato e noi vi mettiamo a disposizione questi dovuti, dopodiché voi potete utilizzare i fondi che ricevete naturalmente coerentemente all'obiettivo del PNRR, che è la digitalizzazione, ma per aumentare dal punto di vista organizzativo delle integrazioni con i sistemi interni, la comunicazione verso i cittadini, l'efficientamento di alcune funzionalità che magari fin qui non avete sviluppato e così via. Ecco, quindi rinnovo l'invito a tutti gli enti del nostro territorio di fare le domande e di chiedere a Regione Veneto
quali sono i dovuti che possono essere messi all'interno del PNRR. Come sapete c'è uno sportello che noi mettiamo a disposizione con un numero di telefono tutti i giorni dalle 10 alle 12. Sul sito di Anciveneto trovate i riferimenti dello sportello e anche i riferimenti telefonici. In ogni caso potete chiamarci e a breve noi faremo una comunicazione su questo punto, mettendovi a disposizione il tipo e il numero di dovuti che avete già pubblicato e quelli che potenzialmente potete pubblicare. Ecco, io non vi tedio di più, sono le 11:30, insomma, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di concludere per tempo. Salutandovi, vi rinnovo la nostra disponibilità a essere a disposizione di qualsiasi richiesta di chiarimento sui canali che già conoscete. In ogni caso vi do appuntamento ai prossimi webinar che vi comunicheremo a breve. Intanto grazie a tutti e arrivederci al prossimo incontro. Buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.